Penso che Science Gallery rappresenti l'idea forte per questo connubio tra scienza e arte, e anche la possibilità di misurarsi un nuovo orizzonte da parte di istituzioni storiche veneziane o anche meno storiche, ma che comunque vogliono connettersi, a proposito dell'argomento che oggi affrontiamo, dell'iniziativa che oggi è stata presentata, per cercare di offrire in modo nuovo, in modo innovativo, la conoscenza precisa ma anche abbastanza friendly della scienza e dell'arte, perché in particolare per quanto riguarda l'arte contemporanea è evidente che la filosofia stessa dell'arte contemporanea ha a che fare con la conoscenza scientifica, e ci sono ormai produzioni, come abbiamo visto oggi, artistiche che ne dimostrano la potenzialità sia sul piano comunicativo ma anche sul piano di approfondimento di quello che è il senso stesso della vita della persona, dell'uomo, della donna contemporanee, che si misurano sempre di più con il progresso inarrestabile della tecnologia e dell'applicazione della scienza alla vita quasi quotidiana, e che può disorientare o addirittura far perdere la possibilità di gestire queste continue innovazioni e questa continua intrusione della tecnica e della tecnologia nella vita soggettiva di tutti noi.